Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Simone, prometto che vi insegnerò la coreografia di questo brano, a te e a Natalia, perché è giusto che sappiate ballarlo. Fa parte del DNA del vero discotecomane e io farò di voi dei grandi discotecomani. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde del 2001 Odyssey. No, quella ahimè non esiste più, era la discoteca della febbre del sabato sera. No, queste sono le magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1063 di oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Avete appena ascoltato i Bee Gees con Night Fever 1977. Cominciamo con i nostri soliti caveat: date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché veramente vi perdete i liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa ai Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. Abbiamo poi i nostri consueti recapiti 0292947222 quando lo dirò io, oppure 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. Il canale è sempre aperto. Sono le 18 minuti e 57 secondi. Vi dico che avremo tra non molto un qui Parlamento con il senatore Giorgio Maria Bergesio che parlerà delle piccole e medie imprese. Qualche aggiornamento per quanto riguarda le ultime notizie dall'ANSA. Vi comunico che la Cina ha deciso di non comprare più petrolio russo, per cui si stringono le sanzioni attorno a Mosca e probabilmente questo lascia intendere che la guerra in Ucraina, non dico che arriverà alla fine, ma probabilmente subirà
un forte rallentamento. ANSA, notizia di apertura, tagli alle metro nelle grandi città, l'allarme dei comuni, a rischio i servizi essenziali. Ancora, asse UE-USA sulle sanzioni contro Mosca, la Cina sospende appunto gli acquisti di petrolio russo, lì di Mosca, Putin, le sanzioni sono un atto ostile, basket, l'NBA, scommesse illegali gestite dalla mafia, 32 arresti negli USA, Netanyahu stoppa i progressi sull'annessione della Cisgiordania. Questa è una cosa sulla quale Trump si era raccomandata molto, cioè di smetterla con gli insediamenti in Cisgiordania, perché altrimenti sarebbe saltato il piano di pace. Ancora l'accordo, siglata l'intesa Airbus-Leonardo Thales nel settore spaziale, nasce un gigante europeo con sinergie per centinaia di milioni, finalmente arriviamo tra le stelle pure noi, già avevamo cominciato negli anni 60 con il lancio dei primi satelliti con la base San Marco e la base Santa Rita. Ricordatevelo, quando vi pare che questo paese sia un paese sfigato, ricordatevi che negli anni 60 erano 3 i paesi che facevano la corsa allo spazio: l'America, l'Unione Sovietica e l'Italia con la base San Marco, non ve lo scordate e siatene orgogliosi. Gravissimo il tenente Techero che tentò il golpe in Spagna nel 1981, i media dicono che è clinicamente morto e il mondo ha ricevuto l'estrema unzione. Per chi non l'ha visto, per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera, diremmo che il tenente Techero era un ufficiale coi baffoni della Guardia Civile, polizia spagnola, il quale entrò nelle Cortes, il Parlamento spagnolo, il 23 febbraio del 1981, tentando un colpo di Stato che non si realizzò, anche per la ferma determinazione di Re Juan Carlos, che prima di rammollirsi era un vero uomo e comparve in televisione vestito con l'uniforme e disse che la corona non avrebbe tollerato tentativi di sovvertimento dell'ordine democratico instaurato con la Costituzione del 78. Va bene, detto ciò, adesso però è il momento di Qui Parlamento con il senatore Bergesio. Permettetemi, buon lavoro Natalia, buon lavoro Simone e andiamo pure, prego. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Oggi ci troviamo di fronte a un importante cambio di passo, a nostro avviso. Questo provvedimento che discutiamo non è un semplice adempimento legislativo, ma una vera e propria dichiarazione di sostegno alle imprese del nostro Paese. Finalmente l'agenda di questo Parlamento ha il coraggio di porre al centro il cuore pulsante e inossidabile della nostra economia, le piccole e medie imprese. Dopo anni di attesa diamo piena e dovuta attuazione all'articolo 18 della legge 180 del 2011. Dobbiamo ricordarlo a tutti, dentro e fuori quest'Aula: le micro, piccole e medie imprese non sono un accessorio, non sono una parte sopportabile della nostra economia, ma sono la spina dorsale dell'Italia. Costituiscono il 95% del totale delle nostre 4,4 milioni di imprese, generano quasi il 40% del prodotto interno lordo. Parliamo di oltre 1.000 miliardi di euro di valore complessivo movimentato. Perciò l'impegno del governo, e in particolare il contributo decisivo e costante della Lega, è volto a sbloccare il potenziale di queste realtà, rimuovendo le catene burocratiche e finanziarie che ne frenano la crescita. Ogni misura contenuta in questo disegno di legge non è una spesa per lo Stato, ma un investimento diretto, lungimirante, competitivo, soprattutto in termini di occupazione, e che riguarda il futuro positivo del nostro Paese. La nostra concretezza politica si vede fin dal primo fondamentale obiettivo che è stato centrato in questo provvedimento: rompere il fattore dimensionale, l'eccessiva frammentazione che rende estremamente vulnerabili le nostre imprese, esponendole all'aggressività dei mercati internazionali, viene superata introducendo incentivi mirati e dirompenti. Sosteniamo l'aggregazione tramite i contratti di rete, con un regime di sospensione di imposta sugli utili reinvestiti. E qui si afferma l'impronta politica del centrodestra,
E di nostra iniziativa, poi, l'iniziativa della Lega, quella di l'iniziativa e l'estensione ai consorzi stabili della possibilità di partecipare pienamente alle gare d'appalto, potendo far valere cumulativamente i mezzi e l'organico delle singole consorziate. Non un aggiustamento normativo, ma una rivoluzione nell'accesso alla committenza pubblica che alleggerisce i carichi burocratici e apre le porte degli appalti anche alle piccole e medie imprese che hanno il coraggio di aggregarsi. Parallelamente tuteliamo l'eredità del saper fare per salvaguardare il know-how artigianale e industriale, quel patrimonio inestimabile che rischia di perdersi. Abbiamo introdotto la disciplina sperimentale per il trasferimento generazionale protetto, che consente l'accesso anticipato al sistema pensionistico per i dipendenti senior, a parte che questo sia contestuale al subentro giovanile a tempo indeterminato. Allo stesso modo rafforziamo la tutela dei marchi storici, indirizzando con precisione il fondo per il salvataggio all'acquisizione di imprese in difficoltà proprio da parte di queste eccellenze storiche del Made in Italy, impedendo che il nostro patrimonio produttivo venga disperso o peggio ancora, come accade il più delle volte, svenduto. Signor Presidente, la crescita deve camminare a braccetto con la legalità e la difesa della nostra identità produttiva. Questo è il cuore della nostra battaglia politica, in particolare per i settori che ci rendono unici, l'artigianato e anche l'agricoltura, lasciatemelo dire. In questo senso abbiamo ottenuto una vittoria storica e di civiltà economica con la norma sulla tutela della denominazione di artigianato. Quante volte abbiamo visto l'uso improprio o scorretto dei termini artigianato o artigianità nella pubblicità o sugli scaffali? Da oggi questo finirà. Viene introdotto un divieto netto dell'uso delle denominazioni per chi non è iscritto all'albo provinciale o non produce direttamente il bene o il servizio. Ma la vera svolta che conferisce efficacia alla norma di riferimento è anche la sanzione, che diventa finalmente dissuasiva, pesante, proporzionale. Mettiamo fine alle multe simboliche che erano un costo marginale per i truffatori e ripristiniamo la giustizia competitiva difendendo il lavoro onesto dei migliaia di veri artigiani italiani. La nostra concretezza si manifesta poi con altrettanta forza nel settore primario, l'ho citato in precedenza, dove rispondiamo a 2 annose richieste che bloccavano i nostri imprenditori agricoli. Grazie al nostro decisivo apporto abbiamo eliminato l'obbligo di stipula di una polizza specifica per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente all'interno dei fondi, sostituendola con una più snella copertura di responsabilità civile, un alleggerimento immediato di costi e soprattutto di burocrazia. E soprattutto consentiamo finalmente ai datori di lavoro e agli autonomi del settore di presentare direttamente all'INPS le istanze di iscrizione, modifica o cessazione, bypassando la farraginosa e inutile procedura della comunicazione unica che per troppo tempo ha rallentato le mani di chi lavora nella nostra terra. Infine affrontiamo i nodi storici della liquidità e della modernizzazione. Agiamo sul riordino dei confidi per rafforzarne il ruolo di garanti cruciali, ma in tema di finanza innovativa compiamo un passo audace, agevoliamo l'accesso al credito anche tramite la cartolarizzazione, estendendola anche ai proventi derivati dalla titolarità di medi mobili non registrati. Pensiamo agli stock di magazzino, una misura che libera liquidità per gli investimenti e soprattutto per la competitività. Sul fronte della legalità digitale abbiamo istituito una disciplina organica per contrastare le cosiddette recensioni online illecite, fondamentale per difendere la reputazione e il lavoro onesto di migliaia e migliaia di operatori turistici. E non dimentichiamo infine la sicurezza nel settore della formazione, soprattutto nel settore anche qui della sicurezza. La modernità entra in campo, riconoscendo l'uso delle tecnologie immersive nell'addestramento dei lavoratori, garantendo al contempo la tracciabilità formale delle attività. L'innovazione non deve mai essere nemica della sicurezza. Questo disegno di legge è la prova tangibile di un impegno che trasforma le istanze delle categorie produttive
in norme efficaci, con l'efficacia e tutela dell'artigianato, la semplificazione per l'agricoltura, la valorizzazione dei consorzi. E qui come Lega noi confermiamo di essere vicini all'economia reale dei nostri territori. Questo governo è al fianco delle micro, piccole e medie imprese, non come ho sentito in precedenza. E io qui voglio ringraziare, che ha agito per conto e nome del governo, il sottosegretario Massimo Bitonci, perché è stato paziente in commissione, più volte abbiamo rallentato i lavori per esaminare con cura ogni singolo emendamento e anche sugli ordini del giorno. Voglio ringraziare il presidente Luca De Carlo per il tempo che ha lasciato alla commissione di lavorare, i relatori Cantalamessa e Pogliese per il loro impegno, e per tutti questi motivi e per l'impegno profuso in ogni singola misura che garantisce maggiore semplicità amministrativa, lealtà competitiva, crescita, esprimo il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier al disegno di legge. Io voglio chiudere con una citazione di Enrico Mattei: l'impresa è un atto di coraggio e di fiducia nel futuro e lo Stato ha il dovere di essere al suo fianco per garantire la crescita e lo sviluppo del Paese e il benessere di tutti gli italiani. Viva tutti i nostri artigiani! Grazie Presidente. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Salve a tutti e benvenuti a Parliamo un po' di, la rubrica simil podcast in cui esploriamo insieme argomenti vari e variegati. Oggi voglio parlarvi di due teorie che mi affascinano particolarmente, due prospettive nate in epoche e contesti diversi, ma che se messe in dialogo raccontano entrambe di un cammino, di una progressione. I protagonisti sono il filosofo francese Auguste Comte, vissuto nell'Ottocento, considerato uno dei padri del positivismo, movimento filosofico che pone fiducia nella scienza e nel progresso, e lo psicologo statunitense Abraham Maslow, attivo nel XX secolo. Partiamo da Maslow. Maslow è celebre per aver ideato la cosiddetta gerarchia dei bisogni, una concezione tanto semplice da più o meno capire quanto profonda da vivere. Secondo lui bisogni e motivazioni coincidono, sono forze che guidano la vita umana e che si dispongono in una scala. Non si può passare a un livello superiore senza che almeno in parte siano soddisfatti i livelli inferiori. La sua teoria è stata resa famosa dalla rappresentazione a piramide, per cui si parla anche di piramide di Maslow. Alla base troviamo i bisogni fisiologici: respirare, mangiare, dormire, poi la sicurezza, avere un tetto sopra la testa, protezione, stabilità, a seguire i bisogni sociali di amore e appartenenza, cioè la necessità di legami, di sentirsi parte di una comunità. Più in alto troviamo i bisogni di stima, autostima, fiducia in sé, rispetto reciproco e infine la punta più alta, cioè l'autorealizzazione, ovvero la possibilità di realizzare il proprio potenziale. Ma Maslow in realtà aggiunge ulteriori sfumature. Dopo i bisogni di stima compaiono anche il livello cognitivo, cioè il bisogno di conoscere, esplorare, stimolare la mente, e quello estetico, che riguarda l'armonia, la bellezza e l'ordine. Come detto, solo al vertice troviamo l'autorealizzazione, lo stato in cui una persona cerca di diventare davvero ciò che è chiamata a essere. E qui arriva la mia riflessione. Mi colpisce sempre pensare a quanto spesso ci illudiamo di poter puntare subito in alto, quindi subito all'autorealizzazione, quando in realtà ci mancano le basi, ci manca qualcosa di basilare. Quante volte proviamo a inseguire grandi sogni senza avere ancora magari una stabilità o senza relazioni che ci sostengono. Maslow ci ricorda che siamo costruiti a strati. Per salire dobbiamo avere delle fondamenta solide. Allo stesso tempo i suoi bisogni non vanno intesi come rigidi. In ogni momento più livelli possono convivere in noi in modo fluido.
E se l'individuo ha passi da compiere per arrivare all'autorealizzazione, quali passi ha compiuto, sta compiendo l'umanità nel suo insieme? Qui entra in scena l'idea di Comte. Nel suo corso di filosofia positiva, Comte presenta la teoria dei 3 stadi del sapere, che per lui corrispondono alle fasi della vita umana. Lo stadio teologico. I fenomeni vengono spiegati attraverso forze sovrannaturali, dei, spiriti, è lo stadio più lungo che rappresenta l'infanzia dell'umanità e dell'individuo. Lo stadio metafisico, le divinità vengono sostituite da concetti un po' più astratti come la sostanza, l'ente supremo, il motore immobile e il regno delle idee generali della ragione speculativa, che corrisponde alla giovinezza dell'umanità. E poi lo stadio positivo scientifico, l'uomo che cerca di conoscere i fenomeni individuandone le leggi, cioè le relazioni di causa ed effetto, è l'età adulta della civiltà, il tempo della maturità e della ragione scientifica. Trovo interessante che secondo Comte questa progressione dell'umanità rifletta anche la crescita di ciascuno di noi. Da bambini tendiamo a credere a ciò che ci viene raccontato e da adolescenti, inoltre da bambini siamo anche molto fortemente condizionati da un'idea animistica della natura, in un certo senso, e delle cose. Da adolescenti cerchiamo spiegazioni un po' più astratte e da adulti impariamo a osservare i fatti e a costruire delle conoscenze concrete. Ed ecco quindi il punto di contatto tra Maslow e Comte. Maslow descrive il percorso interiore, i gradini, gli step che ciascuno di noi cerca di salire nella propria vita. Comte descrive un percorso collettivo, gli step che l'umanità intera ha scalato, sta scalando nel corso della storia del suo stesso pensiero. Quindi uno guarda in qualche modo dentro di noi e l'altro in un modo un po' più collettivo, appunto storico. Eppure, nonostante la fatica che comportano questi 2 percorsi, queste 2 scalate, entrambi ci danno una speranza, che ci sia sempre qualcosa in alto da raggiungere, verso cui tendere. Bene, adesso voglio proprio sapere che cosa ne pensate, sono curiosa della vostra opinione, lasciate un commento, un mi piace così da poter aiutare il canale. Intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Simone, avete ascoltato Gabriella Ronza, è tornata con Epos, appunto la sua bellissima rubrica dedicata all'epica ma anche alla coscienza, all'anima. Lei ci mette molta anima nelle cose che fa, ci ha parlato della piramide dei bisogni di Maslow e insomma direi che questa idea piramidale della società alle volte può anche risultare un po' ingiusta. Comunque le 18:37 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom. Lo recuperiamo subito perché l'abbiamo saltato in apertura. Eccolo qui, il diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Andate pure ragazzi, per favore. La linea 4 della linea metropolitana di Milano è una delle opere pubbliche più significative ed importanti mai realizzate in Italia. La sua unica tratta è composta da ben 20 stazioni. Unisce l'aeroporto di Linate con il centro di Milano, San Babila, che è il crocevia di tutte le linee metropolitane del capoluogo lombardo. Dopo San Babila la linea prosegue per Policlinico Città Studi e quindi corre verso il Parco delle Basiliche, Navigli, e poi Sant'Ambrogio con l'Università Cattolica per finire infine a San Cristoforo. La linea 4 della metropolitana milanese attraversa quindi tutto il sud Milano da est ad ovest ed ha avuto un grandissimo successo con 1 milione di passeggeri fin dal primo anno che si conclude adesso. I treni sono senza guidatore e qui nessuno corre quando arriva un convoglio per il semplice motivo che sa che 2 minuti esatti dopo arriva puntualissimamente il convoglio successivo. Che volere di più?
Oddio, che volere di più dalla linea 4, magari che vengano arredate un pochino queste benedette stazioni della linea 4, vi dico la verità. L'ho presa quest'estate. Sapete qual è la prima sensazione che si avverte entrando nelle stazioni della linea 4? Un enorme senso di vuoto, perché essendo la linea che è stata scavata più in profondità a Milano, per arrivare ai binari voi entrate in questo enorme pozzo, specialmente la fermata che c'è dalle parti di Piazza Vetra, questo enorme pozzo dove non c'è assolutamente niente, solo il vuoto, a parte ovviamente gli impianti della stazione, quindi le scale mobili, tutta sta roba qua. È un'enorme sensazione di spazio. Io mi permetto di suggerire una soluzione partenopea: trasformare ognuna di queste stazioni, visto che lo spazio c'è ed è enorme, in opere d'arte. A Napoli è famosa la metropolitana, la linea 1, perché ogni stazione ospita, è stata arredata da un artista e così via. Ecco, sarebbe bello ospitare delle opere d'arte, magari appese al soffitto di questi enormi pozzi, della metropolitana numero 4. Secondo me farebbero una bella figura e darebbero un contributo a una linea che, come giustamente dice Pierluigi Magnaschi, ha riscosso un grande successo. Adesso però passiamo a qualcosa di internazionale alle 18:40 minuti e 50 secondi. Oggi io ho parlato con Gianandrea Gaiani, il direttore e fondatore di analisidifesa.it. A che punto è arrivata la guerra in Ucraina? Beh, fino a stamattina Zelensky diceva congeliamo la lotta, la guerra, lo scontro sulle attuali linee del fronte e chiudiamola qua. Gianandrea Gaiani dice no, i russi hanno intenzione di arrivare fino in fondo, quantomeno a prendersi i territori russofoni, e su questo potremmo essere anche d'accordo. Però vedete che gli eventi ci hanno superato, ci hanno scavalcato. Questo perché oggi pomeriggio la Reuters, citata dall'ANSA, ha appunto informato che tutte le principali aziende petrolifere cinesi hanno deciso di non comprare più petrolio russo. Infatti c'è in questo momento un rialzo delle quotazioni del petrolio, un rialzo anche delle quotazioni del gas, e adesso che cosa succederà? State un po' a sentire, ragazzi, andate pure. Il mio ospite di questa sera è un gradito ritorno, è Gianandrea Gaiani, che è il direttore e fondatore di analisidifesa.it e che stamattina pubblica un'interessante analisi del momento del punto a cui è giunta la guerra in Ucraina, che vi ricordo impazza dal febbraio 2022, e il titolo lì per lì mi aveva inquietato: salta il summit di Budapest, nessuna alternativa alla guerra. Ho detto oddio, siamo alla terza guerra mondiale. In realtà l'analisi fatta dal nostro Gianandrea è molto più raffinata, cioè sostanzialmente se c'è qualcuno che non ha carte da giocare in questo momento è proprio Trump, che si è sfilato e ha detto voglio vedere che cosa succede. Gianandrea, appunto, e ora che succede? Di fatto, saltando il vertice di Budapest tra Trump e Putin, Trump però ha detto ci vedremo più avanti, quindi non ha chiuso la porta. Trump ha riconosciuto che dopo l'incontro con Zelensky a Washington non ci sono le condizioni per arrivare a un negoziato. Di fatto siamo tornati alla guerra in Ucraina a quello che era accaduto qualche mese or sono. I russi pretendono un accordo che concluda il conflitto definitivamente, quindi un accordo che preveda un'Ucraina fuori dalla NATO, potrebbe entrare nella UE, un'Ucraina che non abbia armi per colpire la Russia, armi a lungo raggio, un'Ucraina priva di truppe della NATO sul suo territorio e soprattutto un'Ucraina disponibile a cedere alla Russia quei territori che la Russia da tempo si è annessa, che sono quelle 5 regioni, una è la Crimea che controlla dal 2014, le altre 4 sono una totalmente in mano ai russi e le altre 3 sono all'80% in mano ai russi. Zelensky ha detto no, noi non cederemo, vogliamo invece una tregua per discutere un accordo di pace. La tregua ovviamente non è accettabile per i russi perché militarmente i russi stanno vincendo, continuano ad avanzare, hanno circondato molte roccaforti ucraine e quindi una pausa nei combattimenti avvantaggerebbe solo Kiev. Senti, ma i Tomahawk che Zelensky aveva cercato di ottenere da parte di Trump e pare siano stati anche all'origine di una discussione, come potremmo dire, abbastanza agitata in quel della Casa Bianca,
avrebbero potuto ribaltare in qualche modo la situazione o comunque spingere la Russia verso il tavolo delle trattative? Ma non esistono, questa guerra ha dimostrato che non esistono game changer, no? come dicono quelli che hanno studiato, non esistono armi risolutive. I Tomahawk sono missili da crociera con una gittata che può arrivare anche a 2000 oltre chilometri, ma intanto gli americani non li hanno dati, non li possono consegnare agli ucraini, e se anche li volessero consegnare ci vorrebbero molti mesi e dovrebbero essere gestiti interamente da personale militare americano. Quindi di fatto ci sarebbero armi americane in Ucraina con personale militare americano che le gestisce per colpire il territorio russo. E poi io credo che Putin abbia fatto capire chiaramente a Trump in quella lunga telefonata, circa 2 ore e mezzo, che i Tomahawk, tra l'altro l'America non potrebbe consegnarne tanti, Trump l'aveva detto inizialmente, non potremmo consegnarne eventualmente più di qualche decina, e poi ha detto no, ma servono, noi dobbiamo tenerli. Il problema è un altro, è che anche se nessuno ne ha parlato, l'8 ottobre il Parlamento russo ha ratificato il nuovo accordo militare tra Mosca e l'Havana, quindi Cuba. E in questo accordo militare è previsto anche il possibile schieramento a Cuba di armamenti russi. Allora si potrebbe creare una situazione simile alla crisi di Cuba del 62. Ah, di nuovo? No, perché il discorso è esattamente lo stesso di 70 anni fa, di 65 anni fa, 63 anni fa. E cioè che i missili Tomahawk sono missili che possono imbarcare testate convenzionali esplosive, ma anche testate atomiche. Se i russi rispondessero, se gli americani schierassero in Ucraina queste armi, quando un missile vola tu non puoi sapere che tipo di testata ha imbarcato. Se i russi rispondessero schierando a Cuba i loro missili Oresnik, quei nuovissimi ipersonici, i Kinzhal, che già hanno impiegato con ampi successi nella guerra in Ucraina, e anche queste sono armi che potrebbero imbarcare testate nucleari. Allora, per capirci, c'è anche una differenza, che mentre i missili Tomahawk sono subsonici, quindi volano a una velocità inferiore a quella del suono, a bassa quota, e possono essere intercettati dai russi. I russi ne possono, magari forse non tutti, ma potrebbero intercettarne molti. I missili ipersonici russi, non esiste oggi uno strumento, un'arma antiaerea che possa abbatterli. E allora Trump si ritroverebbe che se i russi schierano a Cuba i loro missili ipersonici, Trump, che già ha i suoi problemi interni, che dovrebbe giustificare anche il fatto che ha esposto gli Stati Uniti a una minaccia russa con missili ipersonici non intercettabili basati a Cuba, e quindi si creerebbe una situazione di deterrenza molto scomoda per Trump. Per questo Trump ha messo da parte ogni ipotesi di schierare i Tomahawk. Questa è la mia interpretazione, però faccio caso che nessuno ha parlato di questo. Poi, se vogliamo ascoltare la propaganda di Zelensky, lui dice Putin ha detto la settimana scorsa, Putin adesso vuole negoziare perché ha paura dei Tomahawk. Noi possiamo continuare ad abbeverarci alle sciocchezze della propaganda dell'Ucraina, della UE, della NATO, ma la realtà purtroppo è molto diversa da quella che ci viene raccontata, e quindi quell'invio di armi non è risultato fattibile per gli americani, metterebbe in difficoltà Trump. Inoltre Trump ha l'esigenza prioritaria di ripristinare dei rapporti bilaterali con la Russia. Anche la recente iniziativa di applicare sanzioni alla Russia nel settore petrolifero risponde a un'esigenza che è più economica che non di contrasto alla Russia. E la Russia sono anni che subisce sanzioni, mi pare che sia riuscita a dimostrare di poterle gestire abbastanza bene. Il problema è anche un altro, che noi vediamo in queste ore, che proprio la decisione delle sanzioni energetiche alla Russia da parte degli americani e anche degli europei, che ne hanno varate ieri altre, stanno determinando un aumento dei prezzi del petrolio, che hanno di nuovo superato i $60 al barile, sono vicini ai 62 in questo momento. E non ci dimentichiamo che la gran parte della produzione petrolifera americana avviene attraverso lo shale, il fracking, no? Lo scisto, che è una
una pratica che dicono sia devastante per l'ambiente, ma gli americani evidentemente non se ne preoccupano, anzi Trump voleva aumentare questa produzione e l'esportazione. Però attenzione, è una pratica molto costosa di estrazione, che non è conveniente, non è redditizia, se il petrolio è sotto i $60-70 al barile. Quindi dobbiamo fare anche valutazioni economiche. Le sanzioni alla Russia sul fronte petrolifero aumentano il prezzo sul mercato del greggio, rendendo ancora competitiva la produzione americana fatta attraverso il fracking. Insomma, qua è tutto un giochino, diciamo così, delle tre carte, sembra di capire. Ma Zelensky dice ora, insomma, congelare la guerra, farla finire sulle attuali linee del fronte può essere per me una soluzione accettabile. Secondo te è una via praticabile? Ma ci credo che per Zelensky è accettabile, anzi è l'unica speranza che ha. Gli ucraini stanno perdendo terreno, non hanno più truppe di riserva da impiegare, non riescono ad arruolare neppure a forza i militari che gli servono. Gli aiuti militari occidentali, al di là delle fanfaronate e delle chiacchiere, lo dice l'istituto economico Kiel tedesco, che certo non è filorusso, sono crollate di più del 50% negli ultimi mesi. Quindi l'Ucraina non ha nessuna possibilità di riconquistare a oggi i territori che ha perduto, ma non ha sul campo di battaglia nessuna possibilità neppure di impedire ai russi di conquistare altro territorio. Quindi è chiaro che una tregua che congeli il fronte e poi si comincia a negoziare in negoziati lunghi ed estenuanti avvantaggia solo gli ucraini, che avrebbero il tempo di tirare il fiato, di arruolare forse altre truppe, ricevere altri armamenti. Ovviamente non è accettabile dai russi che questa guerra la stanno vincendo. E allora siamo di nuovo all'impasse che abbiamo visto mesi or sono e che impedì la fine della guerra mesi or sono. Però attenzione, bisogna essere molto onesti su questo, e cioè bisogna dire la verità. La guerra per gli ucraini non ha più un senso sul piano militare, se non quello di salvare la poltrona a Zelensky, o forse anche per gli europei, che sembrano tutti intenzionati a far continuare questa guerra, tanto crepano gli ucraini. Non ha più un senso militare, nel senso, perché dico questo? Perché ogni soldato ucraino che muore oggi è una morte inutile, perché gli ucraini non sono in condizioni di poter rovesciare le sorti di questa guerra sul campo di battaglia. Quindi continuarla vuol dire per l'Ucraina perdere altri territori, avere perdite spaventose militari. Non sono i russi a subire perdite spaventose, che ne dica la propaganda nostra, sono gli ucraini, e qualche analista lo sta dicendo timidamente, senza gran cassa mediatica, ma in realtà questa che noi su Analisi Difesa sosteniamo da tanto tempo. Perché la potenza di fuoco maggiore la esprimono i russi, la superiorità in tutti i campi ce l'hanno i russi, non si è mai visto che chi ha la superiorità totale è quello che subisce più perdite. Quindi è chiaro che per Zelensky sospendere le ostilità sulla linea attuale vuol dire sarebbe un grande successo, ma i russi questo non lo potranno mai accettare, neppure sotto sanzioni ulteriori. Secondo te quale può essere il momento di svolta di questa guerra? Gli inglesi hanno fatto una valutazione, dicono di questo passo comunque ci vorrebbero 5 anni per arrivare alla conquista totale dell'Ucraina. Ma allora queste sono valutazioni propagandistiche e assolutamente irrilevanti sul piano militare, perché di questo passo non vuol dire nulla, nel senso che gli inglesi nel 1940 si sono reimbarcati dalla Francia a Dunkerque, nel 1944 sono sbarcati in Normandia e hanno riconquistato quel pezzo di Europa che la Germania nazista aveva preso. Il problema è un altro. Nella prima guerra mondiale, pochi mesi prima che gli eserciti tedesco e austro-ungarico sbandassero e si arrendessero, stavano avanzando e conducendo un'offensiva. Tanto, prima valutazione, Putin non ha mai detto di voler conquistare l'intera Ucraina. È evidente questo perché una parte importante dell'Ucraina, quella a ovest del fiume Dnieper, non ha una popolazione che ha voglia di avere i russi in casa, quindi dovresti poi presidiarla. Putin vuole prendere quei territori dell'Ucraina che ritiene russi, quindi dell'est e del sud, la nuova Russia,
e vuole che il resto dell'Ucraina resti neutrale, un cuscinetto fra la Russia e la NATO. E questo è stato sempre il suo obiettivo, peraltro anche dichiarato. E poi le valutazioni inglesi ancora una volta sono utili a far continuare a crepare gli ucraini e agli interessi della Gran Bretagna, perché non si può dire se le cose al ritmo attuale ci vogliono 5 anni a conquistare l'intera Ucraina, perché se fra 3 mesi l'esercito ucraino sbanda e crolla, i russi vanno dove vogliono. Se fra 3 mesi le truppe ucraine si stancano di farsi massacrare inutilmente per salvare la poltrona a Zelensky e si rivoltano contro il governo, l'Ucraina crolla. Il vero rischio è che in assenza di un accordo che oggi permetterebbe all'Ucraina di continuare ad esistere come Stato, pur perdendo dei territori, del resto dopo ogni guerra chi perde dei territori. L'Italia quanti territori ha perso nel 1945? Voglia. La Germania, cioè è così per tutti. Il rischio, e qualcuno in Ucraina l'ha sottolineato anche tempo fa, l'ex consigliere di Zelensky, penso da Arestovic, ma anche il capo dei servizi segreti militari, il generale Budanov. L'Ucraina, in caso di collasso dell'esercito e dello Stato, rischia di scomparire come Stato, perché non ci dobbiamo dimenticare che se crolla come Stato l'Ucraina, ci sono altre nazioni oltre alla Russia che potrebbero ricordarsi di avere appetiti territoriali, nel senso che le regioni di Galizia e Volhynia una volta erano Polonia, la Transcarpatia faceva parte dell'Ungheria, la Bucovina faceva parte della Romania. Quindi l'Ucraina sta giocandosi molto più di una vittoria e di una sconfitta su un campo di battaglia in questo momento. Il problema è che all'Europa in questo momento, per salvaguardare le sue leadership che hanno portato l'Europa al disastro con questa guerra, ma non intendono pagare il prezzo dei loro errori, hanno interesse che questa guerra continui finché gli ucraini saranno disposti a farsi massacrare in battaglie che non possono vincere. Però diciamo anche un'altra cosa, scusa, ci sono popolazioni russe per esempio nella Moldova o negli stati baltici, penso a Lettonia, Estonia, Lituania, cioè, ma in pratica qui il concetto è quello che Putin vuole si prende? Non è quello il concetto è che se noi vogliamo continuare a fare il braccio di ferro con i russi senza avere una capacità di combattere che è superiore a qualche settimana, perché non c'è nessun esercito europeo che sarebbe in grado di combattere la guerra in Ucraina più di qualche settimana prima di finire le munizioni. Ci sono paesi europei tra i più bellicosi, penso ai baltici, agli scandinavi, agli olandesi, che sarebbero in grado di mettere in campo in una guerra non più di poche migliaia di soldati, 5.000, 6.000 soldati. Di questo stiamo parlando, che sono più o meno un numero bassissimo, cioè penso che solo a difendere Pokrovsk gli ucraini hanno schierato 25.000 soldati. Ecco, io penso che se mettiamo insieme Olanda, Svezia, Belgio e le 3 repubbliche baltiche non arrivano ad avere 25.000 uomini schierabili sul campo di battaglia domani. Quindi stiamo portando avanti un discorso bellicoso senza avere le capacità militari per farlo. Il discorso sulle minoranze russe, attenzione, è pericoloso, perché il problema è che nei paesi baltici le minoranze russe sono emarginate, gli vengono tolti i diritti, incluso quello del voto, molti vengono espulsi e mandati via mandati in Russia, cioè ci sono discriminazioni che peraltro vanno contro tutte le leggi europee e che vengono applicate in quei paesi. Recentemente in Moldavia si è votato in una maniera vergognosa in cui i moldavi all'estero che stavano in Europa hanno potuto votare ovunque, quelli che stavano in Russia avevano 2 seggi a Mosca dove votare in una nazione che è lunga 11 fusi orari. E c'è un altro aspetto di cui dovremmo un po' tutti vergognarci, credo, in Europa. Hanno messo fuori legge dei partiti in Moldavia perché filorussi. Adesso, a parte che non esiste nel diritto internazionale una legge che vieta a un movimento politico di essere filorusso o filoamericano o filoitaliano o filo quello che vuoi, ma la Moldavia faceva parte dell'Unione Sovietica. Che in Moldavia ci siano anche movimenti politici vicini o amici della Russia è normale in una nazione che ha fatto parte dell'URSS. Allora, se noi continuiamo a discriminare, consentiamo che ci siano paesi che discriminano i cittadini perché sono di origine russa, allora creiamo il presupposto perché domani la Russia possa
avere una motivazione per intervenire a tutelare quelle popolazioni, come ha fatto con le popolazioni del Donbass, colpite dopo il Maidan dal divieto persino di usare la loro lingua, che è il russo. Non ci dimentichiamo questa guerra come è cominciata. Allora qui non si tratta di essere filo russi o filo ucraini, si tratta di essere realisti. L'Europa ha pagato un prezzo e sta pagando un prezzo devastante a questa guerra in termini energetici, economici, e intende continuare a pagarle ancora di più. Cioè siamo ancora disposti a farci impoverire e rovinare da una classe dirigente, penso a questa Commissione UE, che oggi ci dice che vuole risolvere i problemi che lei stessa ha creato. Io credo che il problema dovremmo porcelo noi internamente rispetto a chi guida la Commissione europea oggi, perché si stanno portando a un disastro e a un confronto militare con la Russia per il quale non siamo e non saremo pronti, perché parlare di riarmo quando hai i costi energetici più alti del mondo, quando non hai materie prime, qual è il risultato? Uno studio sempre del Kiel Institute dice che oggi costruire un carro armato moderno in Europa, il Leopard 2 A8, costa quasi 30 milioni di euro, un carro armato, il doppio di un carro armato americano, quanto 7 carri armati russi e 12 carri armati moderni cinesi. Allora, in queste condizioni, qualcuno vuole seriamente parlare di riarmo? Cioè, allora vogliamo veramente affondare definitivamente le nazioni europee? Cioè, queste sono le valutazioni che la politica deve fare, non quanti soldati ucraini possono ancora essere mandati al massacro per salvare la poltrona di Merz, di Macron, di Starmer o della von der Leyen. Gianandrea, oggi è il 23 di ottobre, da quelle parti comincia a fare freddo, il generale inverno è in arrivo. Secondo te assisteremo a uno smorzamento o diciamo un affievolimento o una tregua nei combattimenti indotta dall'arrivo del generale inverno, oppure potrebbero esserci sorprese sul fronte? Allora, io penso questo, che prima del generale inverno arriva il generale autunno, che porterà un sacco di fango in Ucraina. Sì. E questo renderà più difficili le operazioni su vasta scala. Per questo i russi si sono già preparati, molte piazzaforti ucraine, penso a Kostantinivka, penso a Seversk, penso a Kupiansk, a Pokrovsk, le ultime due sono quasi completamente occupate dalle truppe russe, stanno chiudendo, hanno chiuso l'accerchiamento, lasciano sempre una via aperta per gli ucraini, in modo che gli ucraini da lì possano ritirarsi, e se provano a mandare rinforzi sono sotto il tiro dei droni e dell'artiglieria russa. Queste sono ormai battaglie di posizione dove il fango non influirà più di tanto, combattimenti urbani dove i russi probabilmente nelle prossime settimane completeranno la conquista di questi almeno di Kupiansk e Pokrovsk, è possibile che questo accada. Più avanti invece, quando arriverà il generale inverno, come tu hai detto, a quel punto, se la temperatura sarà quella prevista da quelle parti, avremo un terreno molto più solido, più rigido, più duro, perché il ghiaccio lo renderà più praticabile per i grandi movimenti di colonne motorizzate, di mezzi corazzati, e a quel punto potremo vedere una nuova offensiva invernale russa che miri i russi continuano ad avere la priorità non tanto di conquistare rapidamente i territori in quelli che gli mancano, di quelle regioni che si sono annessi già nel settembre 2022 con quei referendum che solo la Russia ha riconosciuto validi ovviamente, che sono le regioni di Zaporizhia, di Kherson e di Donetsk. Già Lugansk la controllano integralmente, come anche la Crimea, però hanno condotto avanzate anche nelle regioni di Kharkiv e di Dnipropetrovsk. Quindi potremo vedere un'ulteriore avanzata russa in dicembre. Dipende però da quanto le forze ucraine saranno logorate, perché la priorità dei russi non è oggi, come dicevo, conquistare rapidamente territori, ma demolire progressivamente le capacità militari delle forze ucraine. La gran parte delle brigate ucraine, dell'esercito, combattono con effettivi ridotti dalla metà, in alcuni casi con effettivi che sono al 20% di quelli con organici che sono al 20% di quello che dovrebbero essere. E questo comporta sempre più vicino le forze ucraine a un punto di rottura. E questo naturalmente è il rischio che potrebbe causare appunto il colpo di scena nel quale probabilmente Mosca spera.
Ma guarda, queste sono valutazioni che vengono fatte dagli stessi analisti ucraini, perché noi è chiaro che se prendiamo gli analisti russi possiamo dire che sono di parte, ma fonti ucraine ci dicono che il comandante supremo delle forze armate di Kiev, cioè il generale Oleksandr Syrskyi, ha già stabilito le priorità. La priorità è difendere alcune roccaforti e non tutte. Perché? Perché non hanno le truppe per difenderle tutte. Del resto i russi, proprio giocando su questa loro superiorità anche numerica, hanno ampliato il fronte, hanno aperto nuovi fronti a Kharkiv, a Dnipropetrovsk, portando il fronte, diciamo, la prima linea, da un'estensione che fino a 2 mesi fa era di circa 1000 chilometri, a 1250, 1300 chilometri. Perché? Perché avendo la superiorità numerica, i russi sanno che più il fronte si allunga e più le truppe ucraine per tenere il fronte dovranno diluire le loro forze, quindi essere sempre più deboli e sempre più vulnerabili agli sfondamenti del fronte da parte dei russi. Io credo che ci sia un'operazione, i russi stanno facendo un'operazione metodica, del resto poi nel loro stile, e gli ucraini devono fare i conti con delle carenze che non sembrano essere colmabili. Del resto anche noi europei, cosa ci è rimasto da poter dare agli ucraini, a parte i nostri soldati che nessuno mi pare abbia intenzione di mettere in campo, no? E quindi insomma sul piano oggettivo la situazione andrà in questo modo. Poi se ci sarà a Kiev qualcuno disposto ad accettare di riconoscere le perdite territoriali, chiudere il conflitto, dare garanzia alla Russia che l'Ucraina non rappresenterà più una minaccia diretta per Mosca perché non ospiterà truppe o armi della NATO, allora questa guerra può concludersi anche domani e potremmo tutti tornare ad avere forse rapporti normali fra l'Europa e la Russia, anche sul piano energetico tornare ad avere energia russa a un prezzo certo migliore di quello che ci offrono gli americani, e quindi tornare anche a pensare a ricostruire l'economia dell'Europa. In questo momento non vedo tanta saggezza in giro in questo senso. E allora aspettiamo e vediamo. Grazie. Grazie a voi. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 10 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo è In attesa di giustizia e stasera abbiamo una storia che arriva dritta dalle pagine della Gazzetta della Martesana, che tra poco vi mostreremo sui nostri canali video. Ne ha parlato la Gazzetta della Martesana il 18 ottobre scorso, ma tra poco ce la racconterà il protagonista stesso, il signor Mirko Calcaterra, un autotrasportatore 51enne di Cologno, mi corregga se sbaglio, che è al telefono insieme con l'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera a entrambi. Buonasera, ciao, salve a tutti. Allora, avvocato, il signor Mirko se l'è vista brutta davvero e tutto questo per una sigaretta? Scusate, un po' di tosse. Prego. Allora, caro Antonino, io conosco il signor Mirko da tanti anni, è un cliente dello studio da parecchio e si è trovato in una situazione che veramente non avrebbe mai pensato. Adesso sentiamo cosa ne pensa di imbattersi in questa situazione. Quindi fondamentalmente io poi, voglio dire solo un particolare per poi dare la parola al protagonista, ribadisco questo, che se in Italia diciamo un cittadino è vero che lo Stato non può assicurare una sicurezza assoluta a chi gira per strada di notte, di giorno, eccetera, eccetera, questo è comprensibile. Però diciamo che il diritto alla sicurezza in Italia lascia a desiderare. Adesso do la parola al cliente. Signor Mirko, intanto buonasera e ben trovato. Allora, che le è successo Buonasera il 15 a lei, ottobre grazie scorso? per avermi invitato. Prego. Avvocato, buonasera. Ciao. Allora, che dirvi, signori, io guardando determinate cose telegiornale, queste cose mi hanno sempre fatto un po' paura, ma non pensavo che nella mia vita, sono arrivato a 51 anni, e dovevano capitare anche a me e non dovrebbe capitare più a nessuno. Ho avuto una situazione veramente molto, molto brutta quel giorno e penso che come me tante altre persone è difficile da dimenticare, quando specialmente quel giorno io ero per gli affari miei, con la mia famiglia, stavo tornando dal dottore e mi sono fermato solo 2 minuti perché la mia nipotina aveva sete. Tutto ad un tratto mi si avvicina questo ragazzo chiedendomi una sigaretta, già sgarbato. Io ho chiesto semplicemente, guarda, qua c'è il tabacchino, anche perché in precedenza ne avevo già offerte 2. Ho detto, guarda, c'è il tabacchi. Lui è andato avanti, si è fatto offrire una sigaretta da un'altra persona, pensavo che se ne andasse, non avevo mai immaginato che ritornasse indietro e ha incominciato ad insultarmi, me ne ha detto di tutto e di più, a me, a mia moglie, a mio figlio, scagliandosi contro, tirandoci addosso la bicicletta e poi è finita nei peggiori dei modi. Mi ha colpito con un pugno in piena faccia di spalle. Sono stato portato al Fate Bene Fratelli con 21 giorni di prognosi, dove tutt'oggi sto avendo grossi problemi alle gambe, perché nel modo in cui sono caduto pesantemente di gambe ho lesionato i legamenti e ci vorrà tempo prima che guarisco del tutto.
però Caro io Calcaterra, guarisco. ti volevo Prego. chiedere una cosa, scusa se ti interrompo. Sì, prego. Praticamente questo ragazzo era giovane, era ben atletico, perché tu sei ben piazzato conoscendoti, quindi non lo so se ti avrebbe potuto fare del male De Visu. Dove ti ha colpito? Ti ha colpito le spalle? Allora, il ragazzo aveva 35 anni, era piazzato anche lui, sì. Però io penso che la grossezza di un uomo o di una donna per una sigaretta, cioè dove siamo arrivati per una sigaretta negata, e se apposta di darmi un pugno mi dava una coltellata, io oggi dov'ero? Esatto. Però invece ti ha dato un pugnaccio nella schiena, da dietro, in modo anche un po', diciamo, vigliacco, senza affrontarti De Visu. Perché sono sicuro che se ti avesse affrontato De Visu, tu l'avresti quantomeno, immobilizzato, comunque in qualche modo l'avresti neutralizzato. Questo sì, mi sarei difeso. Ecco, quindi vigliaccamente ti attacca alle spalle. Quindi poi che cosa fa questo signore dopo che ti ha steso? Dopo che mi ha steso, questo signore ha tentato la fuga. Fuggendo ma non ha fatto altre cose nei confronti degli astanti? Prego, non ho capito. Non ha tentato di fare altre cose, di tirare pietre? No, è scappato. Okay, sì, prima di darmi il pugno ha fatto di tutto, si è messo a tirare pietre contro le vetrine, le macchine, insultando alla gente che era là con parolacce che non sto qua a elencare, ma le peggiori schifezze. Sì. Quando mi ha steso, che io gli ho voluto ridare la bicicletta insieme a un altro ragazzo che era là per farlo andare via, lui mi ha colpito mentre ero girato, mi ha colpito proprio in piena faccia. Sì. Poi cosa ha fatto? È scappato? È scappato, ma è stato inseguito da mio figlio e altri ragazzi. Poi sono arrivate le forze dell'ordine dove l'hanno braccato. Ma avvocato, mi scusi se mi permetto di dirlo, ma quello che mi fa più rancore, sa cos'è? Che un sacco di gente con nazionale mia italiana, tutti lì a guardare, quando sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato lui, tutti coi cellulari in mano, aspettando se i carabinieri facessero del male al ragazzo. Sì, ecco, precisiamo una cosa perché lo riporta la Gazzetta della Martesana. Questo galantuomo, mentre tirava le pietre, gridava, leggo qui, sono un africano, non mi possono fare niente. Esatto, continuava a gridare, io sono africano, non mi potete fare niente. Quindi queste persone già sanno che sono tutelati dallo Stato, ma a noi chi ci tutela? Bravo, visto che mi hanno chiesto Volevo dire una cosa. Cosa ti hanno riferito i carabinieri sui suoi precedenti? Così, comunque qualcuno ha riferito qualcosa per sapere se aveva un certo grado di pericolosità, ovviamente non per sapere gli affari suoi, no? Quindi aveva già dei precedenti, detto in senso così generale. Sì, mi hanno detto che aveva già dei precedenti, in quanto lui era già in affido, come infatti da quello che c'è scritto gli hanno revocato l'affidamento e l'hanno rispedito in galera. Ho capito. Però questo personaggio aveva anche un lavoro o non aveva? Da quello che ti hanno riferito, c'era uno regolare, aveva il permesso di soggiorno in regola, lavorava o no? Per quello che sei saputo. Non lo so, io ho soltanto visto che lui ha tirato fuori un documento dove mi gridava, io sono italiano, mi faceva vedere il documento, torna al tuo paese, cioè lui a me mi diceva torna al mio paese, come se l'italiano era lui e io invece ero lo straniero. Però ripeto, a me tutto questo
dispiace, non dovrebbero succedere queste cose nel 2025. Non è un fattore di razzismo, per l'amor di Dio, no. Però io penso che alcuni di questi soggetti vadano rispediti tutti a casa loro, perché la brava gente che è venuta in Italia per lavorare e costruirsi un avvenire, non so come potranno reagire, non si può fare, ecco, tutto n'erba un fascio in questa situazione. Quindi io so soltanto che questa situazione qualcuno a me dovrà ripagarmela, anche perché sono fermo, non posso andare a lavorare, mi immedesimo ai miei capi, hanno una persona in meno, mi aspettano al mio rientro, però per quanto ne avrò? Riuscirò per fine mese a fare qualche passo? O mi dovrò fare Natale in queste condizioni? Quanto ti hanno dato Calcaterra di giorni? Ti hanno dato 40 giorni o meno di 40? Allora, mi hanno dato 21 giorni di prognosi, subito 3 settimane, dopo a scadenza dovrò fare dei controlli. Cioè, sicuramente dovrai vedere se c'è ancora altri giorni, ma immagino tu sei ingessato adesso, no? Sei ingessato, o sbaglio? Sì. Sei ingessato di gambe? Cosa sei? C'ho una gamba, no, il gesso me l'hanno levato, uso il tutore, perché la gamba si sta sgonfiando e piano piano quindi stiamo cercando, anch'io mi do aiuto a recuperare completamente tutte le mie forze. Certo. Allora, volevo dirti questo. Questo ragazzo probabilmente non ha nulla, immagino, no? Non ha nulla da perdere, no. Quindi andargli a chiedere dei soldi, tu non riusciresti a ottenere un bel nulla, e lo sai. Allora, lo so. Tu vuoi fare causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia, è vero? E per quale ragione? Certamente. Sì. Spiega un attimo. Certamente sì, avvocato. Io con i giusti modi, scusatemi la mia ignoranza nel parlare, magari alcune volte non mi esprimo bene, però con l'aiuto del mio avvocato o di qualche altro che verrà, non lo so, io questa cosa la voglio fare sentire al nostro Stato, al nostro governo. A me qualcuno mi dovrà pagare. Io voglio essere pagato, voglio essere libero, io tutte le altre persone andare in giro. Certo, fammi dire una parola, caro. Allora, il cliente vuole utilizzare la direttiva 80 del 2004, di cui noi abbiamo già più volte parlato in trasmissione, le vittime di atti violenti. Mi senti? Sì, sto ascoltando. Esatto. Ricordiamolo ai nostri ascoltatori, appunto. Ti spiego velocemente e poi lascio la parola al Calcaterra. Allora, praticamente, lui dice, visto che l'aggressore che è stato arrestato non è in grado di risarcirmi alcunché perché è un nulla tenente, allora io a questo punto faccio causa allo Stato, perché questa direttiva poco nota all'opinione pubblica permette a chi è stato vittima, cittadino europeo, quindi non solo italiano, che è sul suolo italiano, che subisce reati violenti, scusatemi, sempre un po' di tosse, non sto benissimo, allora praticamente reati violenti, praticamente violenze sessuali, lesioni, omicidi, qualunque reato violento non colposo, doloso, come in questo caso, non un incidente stradale per esempio, può chiedere allo Stato l'indennizzo o il risarcimento, sono due cose diverse, perché lo Stato deve assicurare il diritto alla sicurezza. Allora, su queste materie c'è un tariffario per quanto riguarda. Allora, intanto chi compie il reato deve essere nulla tenente, non deve essere in grado di risarcire, se no lo Stato non paga nulla ovviamente.
o deve essere incapace di intendere di volere, oppure deve essere non scoperto l'autore del crimine. A questo punto lo Stato interviene come responsabilità oggettiva e deve indennizzare, secondo la direttiva europea, la vittima. La vittima, se è cittadino europeo, sul suolo italiano, quindi anche un inglese, un francese, un tedesco e c'è un rumeno che vengono in Italia, hanno diritto ad essere indennizzati o risarciti, chiunque sia l'aggressore che sta sul territorio italiano. Allora io dico questa domanda al Calcaterra: secondo te, domanda retorica, a me piace farla, è giusto che chiunque entri in Italia possa farlo liberamente senza dover avere una garanzia, un'assicurazione o dei soldi da poter indennizzare e risarcire lui, altrimenti siamo noi come Stato che dobbiamo pagare per le malefatte di chi entra in Italia senza un soldo, senza un lavoro, senza nulla? Ecco la domanda che facevo al Calcaterra. Certo, è giusto che lo Stato paghi, anche se penso che sarebbe ancora più giusto se queste cose non accadrebbero. Certo, ma la domanda che ti ho fatto è: certo che è giusto, se c'è una legge europea, paneuropea, che dice che lo Stato deve pagare, non c'è dubbio che è giusto che paghi. Ma la mia domanda era un'altra. Ma ti sembra giusto che chi entra in Italia e non ha un soldo possa entrarci a fare crimini di questo genere? Ecco qual era la domanda. Non so se sono stato non l'avevo capito. Chiedo scusa, no. Allora, io penso che in Italia bisognerebbe fare come fanno gli altri stati. Se tu entri in Italia per fare vagabondaggio, tu non entri. Mi dispiace. Invece solo in Italia fanno entrare tutti, entrano tutti, fregandosene delle brave persone come noi. Noi vogliamo un'immigrazione, caro Calcaterra, in Italia, perché ne abbiamo bisogno, è ovvio, non vogliamo certo dire no all'immigrazione tout court. Ma gli immigrati che vogliamo non sono quelli che vengono buttati fuori dalle galere dei paesi africani o di dove sono, perché quelli se li devono tenere loro. Noi di criminalità ne abbiamo fin troppa. Quindi sostanzialmente vogliamo degli immigrati che ci aiutino e che non delinquano. Altrimenti c'è un'altra questione da poter fare: perché non vengono espulsi questi, invece di mantenerli di nuovo sempre in carcere noi per anni e anni, poi escono di nuovo e di nuovo in carcere. Quindi anche l'espulsione potrebbe essere più agevolata per gente che ovviamente non ha fissa dimora, non ha soldi, non ha nulla e crea solo problemi. Ecco, questo è il certo. No, ma come infatti, avvocato, come dissi prima, non possiamo fare di un'erba tutto un fascio, perché c'è tanta brava gente che parte come sono partiti i nostri nonni o i nostri genitori per cercare un futuro, o lavori e ti comporti bene, oppure se vuoi fare il mendicante e rompere le scatole, state nel tuo paese. L'Italia non ha bisogno di queste riforme. Allora, caro Calcaterra, visto che questa è una radio politica, io lo dico sempre, in che senso politica? Ascoltata dai politici, ma ovviamente ascoltata anche dai cittadini soprattutto, ma la politica ascolta. Noi non vogliamo dare idee, per carità, ma forse un suggerimento. Ma scusate, non avete pensato che chi entra in Italia, proprio per la legge europea, la direttiva 80/2004, questo è un appello alla politica, ai politici che eventualmente ci ascoltano, ma non avete pensato che sarebbe opportuno imporre a chi viene in Italia di avere dei soldi, come quando uno va in Australia, quando va negli altri paesi? Non è che può arrivare così, e deve avere qualcosa, perché altrimenti se compie reati dobbiamo pagare noi, Stato, e questo non va bene. Questa è un'idea che potrebbe essere lanciata, per cui o c'è un'assicurazione pubblica, che però qualcuno deve pagare, perché non è che si può pagare solo noi e basta. L'assicurazione pubblica che difende da queste cose, allora uno la paga, va bene.
ma deve avere soldi. Se non ha nulla, noi non possiamo aiutare il mondo in astratto, non possiamo aiutare tutti, perché non ce la possiamo fare. E questa è l'idea per la politica, soprattutto ovviamente rivolta al centrodestra, perché è cioè salvare le persone in mare, per esempio, salvare le persone in generale è un obbligo, assolutamente, ma non è un obbligo tenerli in Italia per sempre. Mantenerli in Italia non è un obbligo. E quindi nel momento in cui sono salvate le persone, se non hanno i requisiti, devono tornare al loro paese. Sei d'accordo, Calcaterra? Sono molto d'accordo, avvocato, sono molto d'accordo con quello che sta dicendo. Volevo esprimere un giudizio stupido che mi è avvenuto l'altro giorno. Allora, io l'altro giorno sono stato per controlli in ospedale, parlando in sala d'attesa, mi chiedevano cosa avessi fatto. Raccontando questa situazione, vicino a me c'erano seduti una coppia, marito e moglie. Sua moglie, non voglio dire la parola, chiedo scusa, la parola di colore. La signora si è messa a piangere chiedendomi scusa. Ho detto, signora, lei non mi deve chiedere scusa. Lei dice no, con nazionali miei. No, perché come ricordavo prima, non tutto in erba possiamo fare un fascio. C'è la brava gente che si accolla e si addossa il dolore dei loro connazionali per come si comportano in Italia. E poi magari gente nervosa, gente poi scappa la parola razzismo. No, non è un fattore di razzismo. Sono contento, io ho tanti amici, tanti colleghi che vengono dai paesi stranieri, andiamo tutti d'accordo. Poi se non si va d'accordo ci si ignora, ci si saluta e basta, ciao e buonasera, non per forza devi andare d'accordo. Ma la violenza, io penso che la violenza va pagata. Quello sì, la violenza va pagata. Rimango sempre nel mio modo di pensare, o bene o male. Lui dall'Italia, visto che è un fissa dimora, dovrebbe andare a casa propria, perché a casa propria Ti non faccio si un'ultima comporterebbe domanda, così. Calcaterra. Tu Sì? ti senti sicuro in Italia, a prescindere da quello che ti è successo? In generale, lascia perdere quello che ti è successo, perché sennò la domanda è chiara, la risposta è più che immediata. No, Ma no, in generale, non mi sento ti più senti, sicuro, non mi dimentica sento più quello che ti è sicuro. successo, ti senti sicuro tu e i tuoi familiari in Italia? No, non mi sento più sicuro in Italia. Io fino a ieri, l'altro ieri ho parlato con mia moglie e ho detto io ho paura. Avvocato, e se io dico la parola ho paura, lei che mi conosce da anni, ho paura. Troppe aggressioni, specialmente a Cologno dove sono io, tutti i giorni c'è qualcosa che non va. Ho paura per me che sono arrivato a 51 anni e ho paura per i miei figli, per i miei nipoti, che futuro avranno. Ho paura. Ma non so come uscire da questa situazione. Caro Antonino, cosa dici? Questo appello di Calcaterra, fate qualcosa, letto tra le righe ovviamente, alla politica, ma anche alle associazioni, ai cittadini, cioè pretendiamo più sicurezza interna. Lo Stato, secondo me, ha come compito principale quello di assicurare la sicurezza esterna, cioè difenderci dai nemici esterni, e anche lì non lo so, e quella di difenderci dai nemici interni, cioè nel senso di assicurare la tranquillità alle persone che rispettano le leggi.
A questo punto dovremmo parlare di un fallimento dello Stato, perché forse fa troppe cose, forse dovrebbe tornare a fare le cose che i movimenti libertari chiedono, e quindi Stato minimo, e quindi assicura la sicurezza a tutti i livelli ai cittadini. Poi fai tutto il resto se ce la fai. Se no non è detto che tu debba fare come Stato il medico, il giudice o il professore di scuola, eccetera, eccetera. Puoi anche demandare a qualcun altro, se però devi prima assicurare la sicurezza. E la sicurezza, che è diventata, non voglio fare un monologo, lascio la parola ad Antonino, è diventata un must del centrodestra in Italia. La sinistra non ne parla, non gli interessa. E allora, attenzione, questo è sbagliato, perché... Chiedo scusa, posso fare un intervento, avvocato, sulla sicurezza? Sì, ma vi chiedo 10 secondi di pausa un attimo, per favore. Andiamo un attimo in pausa, torniamo subito. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia. Prego, signor Calcaterra. Grazie. Allora, come stavo dicendo, per quanto riguarda la sicurezza, diceva l'avvocato, come sicurezza sarebbe bello ritornare in Italia con la sicurezza di noi cittadini in primis, e come sicurezza in assoluto, perché ne abbiamo tutti di bisogno, le forze dell'ordine dovrebbero avere molta più sicurezza, molta, ma purtroppo capisco che magari anche loro hanno le mani legate certe volte. Questo lo dico io, me ne prendo la mia responsabilità. Dovrebbero dare questo, più sicurezza, perché lavorano per lo Stato e dovrebbero garantire, anzi loro vorrebbero garantire, ma alcune volte penso che non gli venga permesso. Grazie. Avvocato. Caro Antonino, noi non sentiamo mai parlare nei programmi televisivi, sui giornali. Diciamo che come radio noi questo argomento abbiamo dato il nostro contributo, ritengo, perché non è il primo caso che affrontiamo, ma mi sembra così strano che non si parli di questo diritto dei cittadini e dovere dello Stato di assicurare loro il diritto alla sicurezza. Mi sembra strano. Perché questa direttiva è del 2004, siamo nel 2025, sono passati 11 anni, ma possibile che non c'è un dibattito? Non se ne parla veramente mai. 21 ne sono passati. Ah, bravo, scusami Antonino, non sono bravo, io sono un po' diciamo così, non al top. Quindi diciamo da un punto di vista medico. No, il che è ancora più grave, che ne sono passati 21, ma sono questo passati è il fatto. 21 anni, ma possibile che la politica non capisca che non si può far entrare tutti in Italia? E allora, quando questo si capirà, sarà troppo tardi, perché ovviamente molti di coloro che entrano, ovviamente tanti sono onesti, ci mancherebbe altro, vengono spediti in Italia perché li buttano fuori dalle carceri di vari paesi. Ma questo noi non lo possiamo accettare. È una cosa inaccettabile. Chi viene in Italia deve prima di tutto rispettare le leggi nostre e poi soprattutto deve pagare se compie dei reati. Questo è un po' quello che il messaggio che diamo. Poi chiaramente spero, mi auguro che questo dibattito invece finalmente possa crescere e ovviamente poi affrontare altrettanti problemi. Per esempio, dare solo per una lesione come il Calcaterra 20-30 mila euro di indennizzo è pochissimo, perché una persona può avere anche delle conseguenze psicologiche gravi da un'aggressione del genere, può avere anche delle conseguenze medico-legali gravi.
Cioè dare poco di indennizzo dopo per riparare alla situazione è un dibattito che non si è mai fatto, per cui il tariffario degli indennizzi è troppo basso, l'Italia è penultima in Europa, dietro c'è solo la Grecia. E invece in altri paesi, e ho concluso, se c'è un omicidio, per esempio un femminicidio, un omicidio, una rapina, lo Stato, per esempio quello Stato tedesco, quello che paga di più, il più ricco, risarcisce come se fosse stato lui. Addirittura questo. Noi siamo fanalino di coda. Quindi anche da un punto di vista risarcitorio indennitario non ci siamo. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Naturalmente questa testimonianza la affidiamo ai nostri ascoltatori, visto e considerato che non è che stiamo facendo un dibattito sul razzismo, vi stiamo raccontando l'Italia. Questa è la carne e il sangue dell'Italia, l'Italia viva, quella che è in movimento, quella che cammina. Tante volte ci si fa l'illusione che l'Italia sia quella dei sondaggi, sia quella che le riviste patinate presentano, ma questo perché tanti non hanno mai fatto un viaggio in seconda classe o non vanno in giro per le strade in mezzo alla gente a vedere cosa succede. Io so soltanto che un signore che è da una vita che fatica facendo e lo dico proprio alla paesana, che fatica da una vita facendo il camionista avanti e indietro per l'Italia, esce per andare a fare la spesa e viene malmenato da uno che non sappiamo com'è che sia arrivato in questo paese, se è regolare, se è irregolare, questo non lo so, ma non entro tra l'altro in questo argomento, ma uno così che piglia e gli alza le mani per una sigaretta. Domando a chi mi ascolta se questo sia giusto, se si possa accettare una cosa del genere. Se vogliamo parlare di integrazione, cose del genere non rientrano nell'integrazione. E con questo io voglio ringraziare entrambi. Signor Mirko, si riprenda presto, mi raccomando. La ringrazio, una buona serata. Avvocato, noi ci ritroviamo allora giovedì prossimo. Bene. Salve. Allora, grazie a entrambi e buona serata. Adesso noi riprendiamo la linea. Credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto a quanto ci siamo detti. Abbiamo ancora 3 minuti di tempo, quindi se volete potete intervenire allo 0292947222, perché credo che questa storia sia una storia molto interessante e in particolare la cosa più importante è questa: noi dobbiamo renderci conto che basta con i piagnistei, basta con la storia, eravamo noi col barcone. Noi non siamo andati col barcone da nessuna parte. Chi vi racconta storie di questo genere sta mentendo, potete stare tranquilli. Noi siamo andati all'estero col famoso passaporto rosso, $50 perché dovevamo dimostrare di avere dei soldi con noi e passavamo attraverso un posto chiamato Ellis Island, dove la gente nuda, come alla visita militare, uomini e donne, ognuno in una sezione separata, venivano letteralmente smontati per vedere che cosa avessero. E chi non era in ordine con la salute veniva rispedito direttamente. Gli facevano un segno sulla giacca e lo rimandavano a casa. Quindi, dov'è il punto? Il punto è che o righi diritto o niente. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, una cosa veloce però perché io ho ancora 1 minuto e mezzo. Bonsoir, un saluto da un presso Prisma, da un commosso vostro Bienne, vado subito con il punto di Michele Caruso. Vai. Sono 3 anni da quando è cominciato l'esecutivo Meloni e dunque c'è il promessometro. Che cosa ha fatto? Tra le promesse effettivamente mantenute ci sono alcuni dei punti centrali del programma di governo, le revisioni del Piano Nazionale di Difesa e Resilienza, il PNRR, concordate con la Commissione Europea, hanno ridefinito obiettivi e risorse senza perdita di fondi. Sul fronte del lavoro e delle tasse, il taglio del cuneo fiscale è stato reso strutturale e sono arrivati le riforme del fisco, la cosiddetta pace fiscale, con agevolazioni per i contribuenti in debito con l'erario. Il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall'assegno di inclusione e dal supporto per la formazione e il lavoro, mentre l'assegno unico per le famiglie è stato potenziato. Tra gli altri risultati sono state rafforzate le tutele per il Made in Italy e sul piano energetico il governo ha riattivato in parte l'estrazione di gas naturale. Tra le promesse ancora in corso di attuazione ci sono alcune delle riforme più ambiziose del programma di governo Meloni. La riforma della giustizia sia penale che civile è entrata in una fase avanzata, così come la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. È in corso anche l'iter per la costruzione del fondo sulla
stretto di Messina, ponte sullo stretto di Messina, il progetto definitivo è stato approvato, i lavori non sono ancora iniziati. Sul piano internazionale il governo continua a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi e aiuti economici e a promuovere in sede europea una revisione delle regole fiscali e di bilancio. Restano aperti alcuni dei dossier più complessi legati alla transizione ecologica, dove l'Italia ha sostenuto posizioni più prudenti rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. E dunque vado a concludere chiedendoti, Antonino, secondo te quanto è stato fatto finora da parte del governo Meloni rispetto al programma che era stato promesso prima che venisse eletto al governo proprio Meloni e il centrodestra, è stato portato a termine o comunque è in fieri in una posizione avanzata o c'è ancora molto da fare? Grazie da Michele Caruso, buona serata. Grazie Michele, lo vedremo a consuntivo quando sarà terminata la legislatura. Noi ci salutiamo qui con Max Gazzè, l'uomo più furbo del mondo dell'anno 2000, e appuntamento domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà per l'edizione del weekend Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani, Maddalena Baldini, Ale Musella e il sottoscritto. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Del mondo, conquistatore instancabile e attento, ha avuto donne di tutti i paesi, donne che aspettano il ritorno, l'unica donna che ha tanto amato, gli ha voltato lo sguardo, un incontro all'ultimo bacio, con lei non poteva farlo, negli occhi di tutte le donne del mondo, quando le accarezza, cerca lei che non vuole più l'uomo che furba. L'uomo che furba. L'uomo più furbo del mondo fuma 3 pacchi di sigari al giorno, gli bruciano gli occhi del fumo e del pianto, come il pianto che non scenderà mai. Per lei con cui non può più stare, per lei con cui non può parlare, perché lei è uccisa dal rancore.